Maxi operazione interforze nel campo nomadi di Castel Romano sulla via Pontina all'estrema periferia di Roma. In azione Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. A partire dall'alba di giovedì il personale è stato impegnato in mirate attività di verifica per il contrasto di varie forme di illeciti e per dare esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma, con il quale è stato disposto il collocamento di un minore presso una casa famiglia. Un altro minore non accompagnato, invece, è stato preso in carico dalla sala operativa sociale del Comune di Roma. Nel corso dei controlli, gli agenti dell'Unità Sicurezza Pubblica Emergenziale e del nono gruppo EUR hanno trovato e posto sotto sequestro 6 veicoli privi di copertura assicurativa. Sono state identificate 338 persone, di cui 151 minori, 11 invece le persone fermate per accertamenti. Alle operazioni ha partecipato anche il personale NAE di Roma Capitale, specializzato in materia di assistenza alle persone in situazione di fragilità, nonché in materia di assistenza sanitaria agli animali, oltre al personale dei servizi sociali del nono municipio.